Questa sera, in cui Gesù anticipa la sua passione e morte, in cui si fa nostro cibo e bevanda e si consegna nelle mani dei suoi apostoli perché la sua presenza continui di generazione in generazione. È la sera in cui il Signore ci dimostra cosa significhi amare fino a dare la vita. Egli ancora oggi si fa prossimo alla nostra comunità, a ciascuno di noi, perché anche noi ci facciamo prossimo di ogni fratello. Vi ho dato un esempio, ci ripete, perché così facciate anche voi in memoria di me. Accogliamo infine questa sera gli olii santi che il Vescovo Corrado ha benedetto nella messa crismale di questa mattina. L'olio che consacra a Dio, l'olio del combattimento contro il male, l'olio che guarisce e salva i malati. Iniziamo la celebrazione con il canto Il Buon Pastore al numero 67 del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, come è stato ricordato dalla guida, ci troviamo a celebrare questa sera la memoria dell'ultima cena di Gesù, il giorno prima della sua morte. La cena in cui egli donò ai suoi discepoli il dono dell'Eucaristia, la cena in cui egli si alzò per lavare loro i piedi come segno del dono di sé totale fino alla fine. È un giorno di raccoglimento, di contemplazione, di gratitudine al Signore per i suoi doni, ma anche di impegno e di stimolo a far nostri i sentimenti di Gesù. Iniziamo così la celebrazione. Mettiamoci davanti al Signore con grande riconoscenza, con grande fiducia, consapevoli anche delle nostre povertà e miserie, cioè dei nostri peccati, di cui vogliamo chiedere umilmente il perdono e la misericordia del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Gloria in excelsis Deo. Laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi,
propter magnam gloriam tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima di iniziare la liturgia della parola, gli olli santi vengono ora portati presso il luogo della loro custodia. Ci disponiamo ad ascoltare e accogliere ancora una volta la Scrittura, in cui il Signore ci promette ciò che nell'Eucaristia ci dona. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto,
maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me».
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» E rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
Signore, tu lavi i piedi a me? Sono le parole che Pietro dice sorpreso, esterrefatto di fronte al fatto che Gesù, il Maestro, il Signore, si sia alzato, si sia spogliato e gli abbia lavato i piedi. Signore, tu lavi i piedi a me. Cosa rispondiamo a Pietro? Sì, Pietro, sì. Gesù ti lava i piedi come segno del suo amore per te, per tutti noi. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine della vita, ma potremmo dire fino a questo gesto che realmente ha qualcosa di sorprendente, apparentemente incomprensibile. Sì, tu lavi i piedi a me per dimostrarmi quanto mi vuoi bene. Ma subito c'è un'altra frase: anche voi dovete fare così. Se io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, perché anche voi facciate come ho fatto io. Vi vogliate bene fino a lavarvi i piedi. Ma qui siamo noi allora che facciamo una domanda a Gesù. Ma Gesù, come faremo a far questo? Ed è una domanda estremamente realistica, dal momento che noi facciamo fatica non solo a lavare i piedi degli altri, ma a essere semplicemente anche gentili, pazienti, rispettosi. Quanta fatica facciamo, servizievoli, capaci di non conservare rancore e così via. Facciamo fatica a fare queste cose che sono l'ABC della vita buona di relazione con gli altri. Come faremo a lavarci i piedi gli uni gli altri? Come faremo ad amarci come tu ci hai amato? Ed è una domanda molto impegnativa. Alcuni rispondono: non è possibile, è una fantasia. Solo Gesù poteva amare così, se è vero che ci ha amato così, ma noi non saremo mai capaci. E Gesù invece ci dà un'altra risposta: no, io faccio sul serio. Io vi chiedo di volervi bene come io ho voluto bene a voi, fino a lavarvi i piedi gli uni gli altri. Come farete? Mangiando e bevendo il cibo che io vi do, il mio corpo dato per voi. Gesù ci dona l'Eucaristia, come abbiamo sentito nella seconda lettura ricordata da San Paolo, proprio per questo. Non ce lo fa perché non sapeva che cosa fare. No, Gesù ci dà questo pane spezzato, questo vino versato, che grazie al dono dello Spirito Santo diventano il suo corpo. Questo è il mio corpo dato per voi. Questo è il mio sangue versato per voi. Ce lo dà proprio perché noi possiamo fare quello che ha fatto Lui. Come faremo? Con il cibo che io vi do, il mio corpo, il mio sangue donati. Gesù ce li consegna perché mangiando di essi, questo pane e questo vino, che è il suo corpo e il suo sangue, noi possiamo avere la forza di vivere, di amare, di donare anche noi la nostra vita come ha fatto Lui. Fate questo in memoria di me.
Lo dice Gesù ai discepoli, lo ripetiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia dopo la consacrazione. Fate questo in memoria di me, che vuol dire ripetete questo gesto, come noi facciamo ogni Santa Messa, ma più ancora fate quello che io ho fatto, il dono di me stesso al Padre e a voi. Fatelo anche voi, con la forza, con il sostegno di questo pane, di questo vino, che sono il mio corpo e il mio sangue. Per questo Gesù ci dice: prendete, mangiate. Solo così potrete avere la forza, la motivazione, la perseveranza per voler bene agli altri come ho voluto bene io. Ringraziamo il Signore, cari fratelli e sorelle, per il dono che Egli ci ha fatto e che continua a farci attraverso il pane e il vino dell'Eucaristia. Anche voi bambini che vi preparate alla prima comunione, grazie Gesù di questo dono che fai anche a me. Non l'hai fatto solo a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, a Andrea, agli Apostoli, lo fai oggi anche a me. Grazie, grazie Gesù. E invochiamo lo Spirito Santo perché ci doni la sapienza e l'intelletto, che sono fra i doni, fra i 7 doni, per comprendere la grandezza di questo dono e per saper corrispondere all'amore che Gesù ci offre, ci dona attraverso questo dono che è l'Eucaristia. Abbiamo bisogno proprio dello Spirito Santo, perché sennò noi saremmo dei superficiali. Ah sì, questa roba l'ho già sentita. No, Spirito Santo, donami sapienza e intelletto per capire quanto grande è questo dono e per capire anche come posso corrispondervi. E infine chiediamo che la nostra partecipazione all'Eucaristia diventi sempre più capace di trasformare la nostra vita. Sant'Agostino diceva: il cibo materiale siamo noi che lo trasformiamo in carne e sangue, il cibo spirituale, che è l'Eucaristia, ci trasforma in ciò che esso è, corpo di Cristo. È interessante, è molto, molto bello, molto profondo. Quindi chiediamo che la nostra partecipazione all'Eucaristia diventi sempre più capace di trasformare la nostra vita. E facciamo questa richiesta con le parole che abbiamo pregato nella preghiera colletta. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Partecipando a questo dono di cui lo Spirito Santo ci fa capire la grandezza, noi davvero troviamo pienezza di carità, di amore e di vita, certo, di vita, perché vivendo come Gesù realizzeremo in pienezza la nostra vita. La liturgia ci invita ora a rivivere il gesto della lavanda dei piedi, compiuto da Gesù con i suoi discepoli. Gesù si accosta a noi, si china davanti a noi, lava i nostri piedi. L'amore è l'essenza stessa di Dio. Il comandamento della carità reciproca è il testamento di Gesù. Viviamolo in memoria di Lui.
Fratelli e sorelle, carissimi, guidati dall'esempio di Gesù, che è venuto per servire e dare la sua vita, facciamoci ora intercessori per le necessità della Chiesa e del mondo ed eleviamo con fede al Padre la nostra preghiera. Insieme preghiamo dicendo: Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Prima di sedersi a tavola in quell'ultima sua cena, Gesù si è chinato per lavare i piedi ai suoi discepoli. Donaci sempre, o Signore, l'umiltà di chinarci ai piedi del nostro prossimo, in un servizio sincero fatto per amore. Preghiamo. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Con il gesto del pane spezzato e del vino versato, Gesù ha assicurato la sua presenza nell'Eucaristia ogni volta che ci raduniamo all'altare in memoria di Lui. Aiutaci, o Padre, a riscoprire la ricchezza e la bellezza di questo sacramento che ci apre alla comunione con Te e con i fratelli. Preghiamo. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Donaci l'Eucaristia come segno della sua presenza. Gesù ha pregato per l'unità della Chiesa, riflesso dell'unità d'amore della Trinità. Dona, o Signore, ai cristiani delle diverse chiese e comunità ecclesiali di progredire con rinnovato impegno e decisione nel dialogo ecumenico e nella ricerca della pace, per formare davvero l'unica Chiesa di Cristo. Preghiamo. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Il Signore Gesù, nelle ultime ore della sua vita, ha pregato per coloro che il Padre gli ha affidato. Ti affidiamo, Signore, il popolo ucraino, martoriato dalla guerra. La tua presenza possa portare consolazione e speranza. Preghiamo. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. Nel cenacolo Gesù ha comandato agli apostoli di ripetere la frazione del pane in sua memoria, istituendo così il sacerdozio ministeriale. Sostieni, o Signore, i ministri ordinati e manda nuovi e santi operai nella tua messe, perché continui ad essere annunciata la tua parola e donata la tua vita nei sacramenti della grazia. Preghiamo. Dio dell'amore e della vita, ascoltaci. O Dio nostro Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio Gesù ci mostri tutto il tuo amore per noi, rendici capaci di celebrare con la vita la liturgia di lode che ora viviamo nella fede. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto
Questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli. Signore, umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Che passa più fumo Dove carità e amore, qui c'è Dio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla memoria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato
è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Dominus Deus pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in qui veni in nomine Domini, Hosanna in Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me indegno tuo servo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo innanzitutto la gloriosa e semprevergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo e Giovanni, Tommaso e Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente e Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Grisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi
tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo in questo sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore,
e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio
Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma
Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Si formerà tra poco la processione per la traslazione del Santissimo Sacramento presso la cripta, dove potremo sostare in preghiera questa sera e fino alla liturgia della Passione del Signore domani pomeriggio. Per la processione precederà la croce e i ministri, il Vescovo con il Santissimo Sacramento, il coro e il resto dell'Assemblea. Prepariamo il canto Genti tutte al numero 273, che accompagnerà questo momento di preghiera e di contemplazione.